Ed eccoci qua, amici telespettatori, siamo naturalmente ritornati qui a Campobello di Mazara con l'occasione della rubrica dei nuovi talenti. Abbiamo incontrato il signor Salvatore. Il signor Salvatore è venuto qui a Stranamuro Siciliano a fare la sua piccola esibizione circa 2 anni fa, vero signor Salvatore? Sì. Lei ha cantato? Sì. E ora mi diceva praticamente che è fatto molto più bravo rispetto a 2 anni fa. No, sì. Si è magari allenato in una canzone particolare? Dai, tutte cose a posto. Sì, dico, ci canta una canzone Si molto canta più... una bella sistemata. Sì, l'ho capito. E quale canzone ci canta, signor Salvatore? E le piccole dentro una culla. Cosa? E la piccola dentro una culla. Il piccolo dentro la culla? Ne cantava la ninna nanna. Ho Questo capito. giorno diventa di mamma. Ci vuole cantare questa? Le cantato. Eh? Era che festa dell'allegria. Sì. La figlia mia. Aspetta, ancora non abbiamo iniziato. Mi dica una cosa, lei praticamente questa passione da quanto tempo la porta? Di cantare? Ha una bella passate che poi... Cioè ha una vita praticamente che lei ha questa passione del canto. Sì. E lei canta spesso quando è a casa da solo, magari per passarsi il tempo, oppure canta così solitariamente? Quando mi piace una cosa del signor Carmo che canta delle cose più belle. Canta una canzone praticamente e già si tira sul morale. Sì. Vabbè. Quindi lei questa sera vuole ripetere di nuovo la sua esibizione cantandoci questa bella canzone che si intitola? Come si intitola? Piccola culla. Piccola culla, la canzone. Sì. Va bene. Allora le do il microfono così glielo tengo io e lei canta, va bene? Rivolgendosi naturalmente alla telecamera. Certo. Ok? Sì. Possiamo? Sì. Sotto ordine, prima di tu piglia colpo di canto. Sì, può cantare. E piccola dentro una culla, ti cantava la ninna nanna, e se un giorno diventare mamma, ninna nanna ti canterò. Era che festa dell'allegria, la figlia mia si deve sposare, e se felice bambina mia, e tanti auguri che era il papà. Di pelo, deve sposare. Di campane che sono già aperte devi sposare lauretta mia imbadonata sta serenata ti canto papà e se bellissima emozione una canzone che per te. Signor Salvatore, lei veramente è stato bravissimo. A differenza di 2 anni fa, praticamente ho notato un leggero miglioramento. Sì. Magari c'è stato problemi col volume perché si sentiva pochissimo, ma sarà che il problema è nostro, non suo. Lei comunque canta bene. Allora sì. Sì, però la canzone mi sembra non si chiama Sulla culla, lei ha detto si chiama Sulla culla, no? No. Come si chiama? Lauretta mia. Lauretta, Dal motivo... Lauretta mia, Lauretta mia. bimba dorata. Sì. Sta serenata mi canto il papà. Perfetto. A volte sì, a volte sì, a volte no, a volte si canta lo basilico. Perfetto. Lei comunque nel caso la dovessimo chiamare per fare qualche altra esibizione si trova sempre qua a Campobello di Mazara, no? Sì. Lei sa solamente cantare oppure sa anche raccontare qualche barzelletta? Barzelletta c'è così. A che cosa così una piccola così pensaria faccio? Tipo? A che cosa Ci onori magari di qualcosa. C'è vabbè. Bellissimo, completamente. Va bene, io la ringrazio signor Salvatore, amici telespettatori, ci siamo sentiti l'esibizione del signor Salvatore da Campobello di Mazara, non lo so, vuole dire qualcosa ai telespettatori che la stanno guardando in questo momento e che si sono ricordati che lei 2 anni fa è venuta a Stranamuro Siciliano a cantare quella famosissima canzone? Sì, tutto bene. Perfetto, abbiamo ascoltato il signor Salvatore e tanti saluti da Alberto per la rubrica dei nuovi talenti e tanti saluti anche dal signor. Perfetto, arrivederci amici, a presto. Ciao. Coming me for fun in my buggy.